Di contraffazione e delle cosiddette agrimafie si è parlato in un affollato incontro organizzato a Taglio di Po, Basso Polesine, località Ca Vendramin, da Coldiretti. L'associazione ha espresso forte preoccupazione per la tutela del Made in Italy, già duramente provato dalla concorrenza sleale relativa a prodotti come Prosecco, Parmigiano o un altro formaggio, l'Asiago, per di più inasprita da una difficile situazione contingente con i dazi imposti dal presidente americano Donald Trump. Saranno un aggravante di una situazione già purtroppo molto grave, in quanto il fatturato dell'Italian sounding e quindi di tutti quei prodotti agroalimentari che si basano sull'italianità ma che di italiano hanno ben poco è già stimabile attorno ai 100 miliardi di euro a livello mondiale. Ora l'introduzione di dazi commerciali che vogliono rispondere ad un'esigenza del tutto estranea al settore agroalimentare in quanto riguarda una vicenda di tipo di guerra commerciale per il settore dell'aeronautica spaziale, adesso colpiranno quei prodotti di eccellenza dell'italianità come il parmigiano reggiano, il grana padano, quindi anche prodotti tutelati in maniera molto forte del nostro sistema e che ora vengono sottoposti a questi dazi che comporteranno un aumento del loro costo per chilo di prodotto. Questo cosa significa? Che il consumatore americano, a fronte di un importante aumento di diversi dollari al chilo per singolo prodotto, saranno indotti in qualche modo, anche per un'esigenza di economicità, a preferire dei prodotti che possono in qualche modo ricordare gli stessi, ma che invece non sono prodotti in Italia o non sono prodotti con materia prima italiana, ma sono prodotti all'estero, con una perdita quindi per il nostro settore agroalimentare, per tutto l'indotto che è nel nostro paese e rispondendo quindi a delle logiche commerciali che non hanno nessun senso e che anche le istituzioni a livello sia europeo e sia internazionale attraverso la WTO devono assolutamente contrastare per evitare che una guerra di tipo commerciale sul settore aeronautico venga trasferita a quello agroalimentare, con una considerazione anche relativamente ad un diverso trattamento da singolo paese europeo, in quanto non vengono colpiti tutti sullo stesso identico settore. Questo ci fa dire che anche l'Unione Europea deve cominciare a manifestare una forza diversa di unitarietà nei confronti di queste scelte che vengono fatte oltreoceano e che devono invece tutelare i nostri consumatori, i nostri produttori e il nostro sistema agroalimentare. E quali sono gli strumenti legali che il mondo produttivo sta allestendo per rispondere alla piaga della contraffazione, tutelando il Made in Italy e il Made in Veneto? La prima è quando, appunto, prima della contraffazione, attraverso un riconoscimento di un marchio che permetta di identificare immediatamente un prodotto come proveniente da una certa zona e successivamente attraverso uno strumento che i produttori possono utilizzare agevolmente di tutela successiva di fronte alle autorità giudiziarie dopo gli episodi contraffattivi. Questo è in fase di perfezionamento e crediamo possa essere uno strumento efficace di tutela e di protezione di prodotti locali. Da parte sua la Regione Veneto da tempo è attiva nel campo dell'informazione e della prevenzione a tutela del consumatore. Come Regione Veneto abbiamo una legge che è la legge 48/2012 che prevede proprio il contrasto di tutte le forme di illegalità e con questa legge promuoviamo anche dei progetti con il mondo dell'agricoltura che vanno proprio nella direzione di informare e di dare tutte quelle armi, quelle pratiche di contrasto alle tante produzioni contraffatte che troviamo sugli scaffali dei nostri supermercati. Una collaborazione che con Coldiretti prosegue da tanti anni e che spero proseguirà anche nel futuro perché è veramente una cosa importante che dobbiamo valutare tutti insieme e lavorare tutti assieme per questo obiettivo. Se non ci sono norme adeguate e ben precise che vadano a contrastare questo fenomeno, che è un fenomeno peculiare e che va a fare sia danno ai produttori ma soprattutto danno alla salute pubblica, è difficile poi con delle armi spuntate contrastare il fenomeno.